Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La squadra mobile della Questura di Venezia ha rintracciato e arrestato 6 soggetti destinatari di catture, 4 stranieri e 2 italiani, i quali su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati portati in carcere, dove dovranno scontare pene comprese tra i 2 e i 5 anni di reclusione. Le 6 persone arrestate infatti si erano rese responsabili di furti, truffe e rapine commessi nel territorio della città lagunare. In particolare 2 dei soggetti dediti all'attività del borseggio nel centro storico di Venezia sono stati rintracciati a Mestre, mentre le restanti 4 persone arrestate sono state riconosciute colpevoli di furti e rapine commessi in terraferma, nello specifico nelle zone residenziali e nel quartiere di Via Piave a Mestre. Ancora cronaca. I servizi interforze ad alto impatto effettuati nella zona di Mestre hanno portato complessivamente all'identificazione e al controllo di più di 80 persone, di cui la metà stranieri. Durante tale attività sono stati identificati 3 cittadini stranieri con a carico diversi precedenti. 2 avevano commesso vari reati, tra cui alcuni contro il patrimonio. Il terzo aveva commesso reati in materia di stupefacenti, resistenza pubblica ufficiale, ricettazione e inottemperanza all'ordine del questore. Dagli accertamenti è risultato inoltre che i 3 sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Pertanto, grazie all'intermediazione dell'ufficio immigrazione della Questura, sono stati portati dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presso i centri di permanenza per il rimpatrio di Gradisca, di Isonzo e di Macomer. Cambiamo argomento. Il progetto Mobilità Garantita per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili si è concluso ieri con la cerimonia di consegna del veicolo Fiat Doblò attrezzato da 5 posti al comune di Mirano da parte di IMG Italia. In piazza Martiri si è svolto il taglio del nastro, la presenza, tra gli altri, del parroco Don Artemio Favaro, che ha benedetto l'automezzo. Sono stati poi consegnati gli attestati di ringraziamento ai 27 sponsor che hanno condiviso le finalità del progetto. Il finanziamento e il mantenimento del veicolo sono infatti possibili grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna dell'automezzo. Passiamo ora alla pagina dello sport con il calcio. Sabato 9 marzo a partire dalle ore 14:40 i tifosi arancio-nero-verdi potranno assistere alla prima parte dell'allenamento della prima squadra presso il campo Adica Venezia. In tale occasione e in vista del match Venezia-Bari, dalle 15 sarà possibile acquistare i biglietti per la partita che andrà in scena allo Stadio Penzo domenica 10 marzo alle ore 16:15. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.